Lei è Ambetta Toramani, celebre ballerina di origini albanesi, protagonista di una lezione aperta alla scuola Danzarte di Marostica. Allieve le giovanissime danzatrici delle scuole aderenti al progetto Veneto Danza, che per un paio d'ore hanno avuto modo di imparare da un insegnante d'eccezione, Ambetta appunto, che ha riservato loro tutta la sua passione per la danza e anche una certa severità. Non è che non li perdono io, è la danza che non perdona, ma non perdona nessuno in generale, non solo me, quindi non è è per dare a loro qualcosa di più di quello che fanno già con i loro maestri. Proprio Ambetta domenica sarà protagonista all'Auditorium di Campo San Piero dello spettacolo Lei e Carmen, che la vedrà sul palco assieme al compagno Alessandro Macario e agli allievi del progetto Veneto. A guidarle il coreografo Alessandro Bigonzetti. Questo è un progetto che va avanti già da 2 anni in collaborazione con questa associazione di scuole che ringrazio profondamente per la loro professionalità e per il loro straordinario impegno sia umano che artistico. È il secondo progetto, preceduto lo scorso anno dallo Schiaccianoci. Ma quale consiglio si sente di dare Ambetta a chi si avvicina alla danza? Non devono sognare di diventare Ambetta, ma devono sognare di diventare loro stessi, perché è la ricerca di se stessi che è la cosa più... Quello che gli dico è di approfondire, anche se si fa in modo amatoriale, senza la pretesa di diventare chissà chi, perché poi la danza così si inizia, senza la pretesa, perché lo inizi da bambina, quindi tu non sai dove arrivi, ma di approfondire sempre. E cos'è per Ambetta la danza? Però è quella cosa che ti fa innervosire quando c'è, ma che ti manca quando non c'è, è quella cosa che quando fai il sacrificio non è più un sacrificio, perché è la passione che spinge verso la conoscenza e verso l'approfondimento, ecco. I ballerini crescono con la danza, quindi diventa una parte della loro vita e non li puoi separare. E quindi è tutte queste cose messe insieme.